ma una bella zuppetta di verdure e lenticchie con la zucca, che ne dite? Proprio perché oggi è umido, fa freddo e vi voglio far scarfare il cuore e pure lo stomaco. Pigliate carta e penna, venite a presa a me. Per fare questa zuppetta di verdura ci serviranno 3 patate, un paio di gambi di sedano, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, una carota, una cipolla, una piccola zucchetta. Io ho preso una piccola, ma voi potete prendere anche mezzo chilo di zucca, un rametto di rosmarino e salvia, lenticchie rosse e pomodorini. La prima cosa, ragazzi, che faccio è fare un bel trito di verdure, carote, sedano, cipolla e le patate, non proprio frullate ma sminuzzate. Dopo che avete sminuzzato le verdure, olio a sentimento abbondante, che a me mi piace un po' di olio in più, ecco qua. E poi ci buttate tutto il mix di verdure che avete preparato. Ecco qua, il mix di verdure sta soffriggendo. Adesso ci metto le lenticchie e pomodorini, come ci facciamo un bel mischia francese, e facciamo soffriggere per 5 minuti. Per il sale regolatevi voi. Adesso allungo l'acqua e faccio cuocere per una bella mezz'oretta. Adesso passiamo al preparamento della zucca. Olio, uno spicchio d'aglio, facciamo soffriggere l'aglio e quando l'aglio è bello dorato lo rimuoviamo. Adesso uniamo la zucca e il prezzemolo. Aggiungo un po' di sale, il rametto di erbette che vi ho detto prima, aggiungo un po' d'acqua e faccio cuocere mezz'ora. Ecco qua, facete una bella miscata, così, e lo fate cuocere. Qua la zucca è pronta e io rimuovo il mazzetto di erbette. Qua la zucca è pronta, adesso la vado a frullare e faccio una bella crema. Ecco qua, guardate che bella vellutata di zucca che è venuta. Assaggiamo. Ho messo tutta la vellutata di zucca e le lenticchie che avevo preparato prima. Guardate qua che meraviglia. Ecco qua, mettiamo un goccino d'olio a crudo e assaggiamo. Fresca, saporita e economica. Buona giornata a tutti quanti.